Luca Lambrocco, responsabile Dipartimento Tutele Legali Wilca Veneto. Luca, come si sta muovendo Wilca per tutelare i propri iscritti in ambito di provvedimenti disciplinari sia in ambito civile che penale? Una bella domanda che mi fai. Come Wilca Veneto ci stiamo muovendo già dal 2014 rispetto al tema che tu hai citato, che è abbastanza ampio, non è legato solamente alle possibili conseguenze di un provvedimento disciplinare, ma vista la normativa sempre in fase di implementazione e sempre più complessa, molto spesso un provvedimento disciplinare può anche sconfinare nell'ambito di contestazioni e cause civili o penali. Quindi il servizio che come sindacato siamo chiamati ad offrire non è limitato alla mera assistenza del collega quando si verifica l'ipotesi di sanzione o provvedimento disciplinare da parte dell'azienda. Noi dobbiamo essere pronti a intervenire anche per tutte le fattispecie correlate. Abbiamo fatto un'analisi delle casistiche, dei tipi di causa sia penale che civile a cui i colleghi possono essere soggetti, per effetto o meno di contestazione disciplinare, perché può capitare che la contestazione disciplinare nasca proprio da una causa penale o civile che il collega ha avuto, o viceversa un provvedimento disciplinare può poi sfociare in una causa penale o civile. Quindi noi dobbiamo essere in grado di assistere i colleghi su tutto il fronte a 360 gradi. Ci avvaliamo di una collaborazione fin dal 2014 con uno studio legale di Verona che è competente sia in materia di diritto bancario, contratti del lavoro, penale e civile. Abbiamo assistito decine e decine di colleghi delle ex banche venete nella loro travagliata situazione che ha portato al fallimento delle ex banche venete, con tutte le cause legali che la clientela ha mosso verso i dipendenti. Ad oggi pensate che ci sono 3.000 fascicoli aperti verso i dipendenti di queste due aziende di credito. Li abbiamo assistiti sia in fase preparatoria, in vista delle udienze preliminari, sia in fase poi di giudizio vero e proprio. Quindi siamo in grado di dire immediatamente a un collega, quando si configura la fattispecie, che sia provvedimento disciplinare o causa, quali sono le cose che deve fare subito, a chi deve rivolgersi, quali sono i suoi interlocutori in azienda per ottenere anche l'assistenza legale, o meglio il ristoro delle spese legali da parte dell'azienda.